Lunedì 23 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Luca Ciliberti. Oggi avremo due argomenti fondamentali dei quali ci occuperemo: il piano casa del governo per fronteggiare l'emergenza abitativa e poi il rischio del pagamento dello SPID ogni volta che ci collegheremo. Vedremo se effettivamente sarà così. Poi con molto piacere ospiteremo la scrittrice Antonella Giuffrè, che ha scritto da poco un nuovo romanzo, La seminatrice di coraggio, e ce n'è bisogno in questo periodo. Ma cominciamo appunto con la guerra in Medio Oriente. L'escalation militare rischia di coinvolgere anche i siti americani in Europa. La Sicilia ha un ruolo chiave, soprattutto a Sigonella, vicino a Catania, e per gli impianti strategici della stazione di comunicazione del MUOS a Niscemi. Vediamo. Dopo l'attacco degli Stati Uniti in Iran sale l'allerta in tutte le basi statunitensi in Europa e in particolare in quelle che guardano al Mediterraneo. Lo stato di preallerta è stato dichiarato dalle forze armate USA nelle basi di Roda in Spagna e Sigonella in Sicilia. Sale dunque la tensione nell'isola, visto che Sigonella storicamente è proprio la base che guarda alle crisi medio orientali. Da qui partono i droni a lunga gittata, aerei senza pilota che tengono sotto controllo tutto il Medio Oriente. E che Sigonella abbia un ruolo anche in questo conflitto è cosa indubbia. Secondo il sito specializzato Itamil Radar, che monitorizza il traffico aereo militare nel Mediterraneo, nei giorni 13, 15 e 16 giugno sono state documentate lunghe missioni nello spazio aereo prossimo a Israele, al Libano e alla striscia di Gaza di un velivolo spia Boeing P-8 Poseidon decollato dalla stazione aeronavale proprio di Sigonella. Sigonella ha una storia strettamente legata alle missioni militari in Medio Oriente. È stata la base di appoggio per le operazioni militari americane durante la guerra del Golfo contro l'Iraq di Saddam Hussein nel febbraio del 91. In quel caso l'Italia era pienamente coinvolta partecipando agli attacchi con i propri caccia. Più recentemente, una decina di anni fa, esattamente nel marzo del 2016, la base ha ospitato anche F-16 danesi e aerei di altri paesi alleati nell'operazione Odyssey Dawn, fornendo supporto alle forze internazionali impegnate nella crisi libica. Anche per questo Sigonella è inserita fra gli obiettivi sensibili, ma non è l'unico sito siciliano in quell'elenco. Attenzione anche al MUOS di Niscemi, un imponente sistema di antenne satellitari attraverso le quali passano le informazioni riguardanti tutto il mondo in pratica. I sistemi MUOS sono 4 nel mondo, 2 negli Stati Uniti, ovvero in Virginia e alle Hawaii, 1 in Australia e solo 1 in Europa, esattamente a Niscemi in Sicilia. Controllano ciascuno 5 satelliti spia e questo li rende strategici. Vediamo con Luca Ciliberti adesso cosa dicono i giornali. Avranno pagine su pagine, no? Su questo. Sì, noi ci concentriamo ovviamente sulla questione siciliana, intanto, dico, poi vedremo anche con i quotidiani nazionali tutto. C'è un'intervista sulla Sicilia a Andrea Margelletti. Chi è Andrea Margelletti? È il presidente del Centro Studi Internazionali, cioè quelli a cui diciamo da 3 anni a questa parte tutti si fanno riferimento per capire le dinamiche di questi conflitti in corso. Prima l'Ucraina, poi la striscia di Gaza, adesso è il conflitto in Iran. La domanda è secca e specifica. Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Sigonella, eccola qua, è una posizione strategica, chiedono. Margelletti risponde con certezza, dice direi proprio di no, perché non vedo perché Sigonella, dice Margelletti, dovrebbe essere interessata da questo conflitto, e lo spiega. L'operazione è partita proprio dagli Stati Uniti senza fare scalo, neppure uno, da nessuna parte, un modo anche per dimostrare che sono in grado di fare qualunque cosa pur muovendosi da casa propria. Quindi Sigonella, diciamo, secondo Margelletti, esclusa. Gli si chiede anche, ma in passato però Sigonella è stata, diciamo, centrale nei conflitti, diciamo, nell'area del Mediterraneo, del Medio Oriente, e lui dice una cosa sono gli aerei da trasporto che fanno da transito, altra cosa sono gli aerei da combattimento che vanno per combattere, e questo è normato da un accordo bilaterale con il paese ospitante. Se il paese ospitante non vuole, non lo fai, e quindi non è che tu chiedi l'autorizzazione e quello ti dice no e tu te ne freghi. Quindi non credo che Trump ne abbia parlato con la Meloni o comunque
con chiunque altro, e questo diciamo poi viene riportato anche da tutti gli altri giornali, tant'è vero si nota lo smarrimento proprio dei paesi europei. Ma gli si chiede pure, questa è una domanda molto interessante, ma allora che servono tutti questi strumenti bellici parcheggiati proprio a Sigonella, nella Naval Air Station, che è proprio il NAS di Sigonella? Ci sono mezzi di ricognizione, ci sono strumenti NATO come il Global Hawk, non sono americani ma in dotazione alla NATO, questo è importante il passaggio, e sono appunto droni di ricognizione non armati. Quindi, quindi diciamo, non è la stessa cosa NATO da Stati Uniti. Esattamente, esattamente. Va bene, noi intanto andiamo avanti con altre notizie che riguardano la Sicilia. Lo scandalo dei ritardi nei referti dell'azienda sanitaria di Trapani. Come sapete sono stati indagati 8 medici, la procura ipotizza il reato di omicidio colposo e lesioni personali e il pubblico ministero, cioè l'accusa, chiede l'incidente probatorio, la verifica irripetibile per vedere questo tipo di reato eventuale e la valutazione medico-legale per 10 pazienti. La Procura di Trapani ha notificato 8 avvisi di garanzia ad altrettanti medici dei reparti di anatomia patologica degli ospedali di Trapani e Castelvetrano. Per 10 pazienti la Procura ha chiesto l'incidente probatorio e la valutazione medico-legale. Le accuse al momento includono i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omessa vigilanza. L'indagine riguarda lo scandalo dei ritardi nella refertazione degli esami istologici all'ASP di Trapani. Si tratta di medici che avrebbero compromesso la tempestività della diagnosi tumorale. Oltre 3.300 esami sarebbero stati refertati con mesi di ritardo e in almeno 352 casi si trattava di tumori notificati solo quando la malattia era già in fase avanzata, limitando le possibilità di intervento e di cura. 20 malati, è stato accertato, sono in condizioni gravissime per le diagnosi in ritardo. Tra le vicende in esame il decesso di pazienti che hanno ricevuto in ritardo i referti, a cominciare dai decessi di Marsala e Salemi, dove un infermiere affetto da tumore è deceduto 10 giorni prima di ricevere il referto. L'indagine, inizialmente aperta dalla Procura di Marsala, a fine marzo era stata trasferita a quella di Trapani per competenza territoriale ed è coordinata dal sostituto procuratore Antonella Trainito con il supporto dei carabinieri del NAS di Palermo. A fare scattare il terremoto nella sonnolente sanità trapanese era stata la denuncia della professoressa mazzarese Maria Cristina Gallo, a cui l'esito di positività ad un cancro le era stato consegnato dopo 8 mesi di attesa. Lo scandalo ebbe eco immediata tanto da scuotere governo regionale e nazionale. Già nelle scorse settimane erano arrivati anche i primi provvedimenti di natura amministrativa. Luca, che dicono i quotidiani? In particolare la Sicilia, immagino. La Sicilia, allora, il pezzo è in pagina, ovviamente nelle prime pagine della follezione del giornale, e recita così il titolo: lo scandalo sui referti tumorali dell'ASP di Trapani. È arrivata una svolta, 8 medici indagati, come abbiamo sentito dal servizio, non c'è l'ex manager Croce, già processato tra virgolette, perché qui si intrecciano le due vicende, quella politica e quella giudiziaria. Diciamo, l'ex manager ovviamente aveva il compito di riorganizzare la rete, quindi insomma adesso non si sa se c'è un profilo giudiziario, il profilo giudiziario invece è nei medici. Quindi per lo scandalo sugli esami istologici di Trapani l'unico ad aver pagato adesso è l'ex manager, appunto Ferdinando Croce, processato per direttissima dal presidente della regione Renato Schifani, che lo ha sospeso per gravi responsabilità gestionali, ed è fino ad ora l'unico ad aver pagato dal punto di vista professionale fino a questo momento, fino ad oggi però, perché insomma adesso la Procura di Trapani per i gravi ritardi nella consegna dei referti istologici da parte dell'ASPA ha iscritto nel registro degli indagati 8 medici e qui vedremo qual è il loro profilo penale. Andiamo all'altra vicenda che monopolizza un po' l'attenzione di noi siciliani. Il Besian, il relitto è ormai nel porto di Termini Imerese, in attesa delle indagini che saranno compiuti sia dai tecnici che dalla procura. Il velivolo rimarrà in una struttura d'acciaio appositamente realizzata. Rimane ancora da recuperare l'albero, il famoso albero altissimo, uno dei più alti del mondo.
L'ultimo viaggio lo ha fatto da Porticello a Termini Imerese. Il Bayesian, il veliero colato a picco un anno fa, è entrato nel porto imerese trasportato dalla Ebolift 10, mentre l'altra gru, la Ebolift 2, è rimasta nel luogo del naufragio perché si deve ancora recuperare l'albero dell'imbarcazione che è stato tagliato e lasciato in fondo al mare. Un intervento che si ritiene abbastanza semplice, visto che all'albero verranno attaccati dei palloni che lo porteranno in superficie. Un'operazione che avverrà nelle prossime ore secondo il cronoprogramma della società che sta coordinando il recupero. Eccolo intanto in queste immagini il veliero completamente fuori dall'acqua, affondato la scorsa estate al largo di Santa Flavia durante una tempesta nell'incidente in cui persero la vita il magnate Mike Lynch con la figlia Anne e altre 5 persone. Adesso rimarrà alloggiato in una struttura in acciaio appositamente realizzata per consentire ai consulenti dei magistrati che indagano sul naufragio di eseguire i controlli e i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente. Ritenuto inaffondabile, si cerca di capire come si sia potuto inabissare in pochi minuti. Dai primi rilievi è emerso che lo scalo è integro e non ci sono falle. Durante il programma di sollevamento dal fondo del mare, dove il natante è rimasto per più di 10 mesi, si è provveduto al monitoraggio antinquinamento con personale e mezzi specializzati, col posizionamento di una barriera antipetrolio. Dopo la tragedia, i magistrati di Termini Imerese hanno accusato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo il comandante del veliero, il neozelandese Catfield, l'ufficiale di macchina e il marinaio di guardia. L'ipotesi è che vi sia stata una serie di errori umani. Nel corso delle operazioni di recupero, un mese fa era morto un sub olandese probabilmente ucciso da un'esplosione sottomarina. Immagini spettacolari, Luca, per questo che rimane una tragedia misteriosa. Una tragedia misteriosa, rimane ancora il mistero, l'ho detto anche il servizio, lo scafo ha ancora il carburante dentro, quindi per questo tutta questa attenzione anche nella rimozione dello scafo dal mare di Porticello. Il titolo è dei giornali: dopo 10 mesi il Bayesian non è a mare. Il veliero oggi posizionato nell'area dedicata a Termini Imerese, prima delle operazioni peritali verranno effettuati i rilievi all'interno del natante. 2 considerazioni: e quando affondò questo veliero ci fu l'interesse di tutta la stampa nazionale ed internazionale che si era precipitata appunto a Porticello. Non è stato lo stesso per il recupero, perché adesso tutta questa operazione diventerà un'operazione di rilievi anche giudiziari, perché come abbiamo sentito nel servizio, le morti eccellenti, ovviamente c'è un indagato, e quindi questo scafo che dice anche il giornale, l'autopsia sul veliero è rimasto intatto, sarà oggetto un po' di studio anche da parte di numerosi periti da ogni parte, soprattutto quelli delle assicurazioni che chiedono ovviamente risarcimenti milionari. La mia sensazione è che possa diventare, come dire, in piccolo un altro caso tipo quello di Ustica, con quelle immagini, tu te ne sei occupato tantissimo, Michele, quelle immagini del DC9 dell'Italia ricostruito e messo lì proprio a disposizione dei periti. Lo ricordo un po', speriamo che non finisca alla stessa maniera. Si trovino almeno in questo caso le cause e i colpevoli. Bene, andiamo a Catania adesso. Abbiamo parlato di pistole fumanti a Nesima, e certo, perché una ragazza di 18 anni è rimasta ferita in modo misterioso al volto in via Santo Cantone. Non è in pericolo di vita, ma purtroppo ha perso la funzionalità di un occhio. Le indagini sono ancora in corso. Al vaglio il racconto di questa ragazza di 18 anni, perché non si capisce bene da dove sia partito questo colpo di pistola. Vediamo. Meno di 2 anni fa l'omicidio di un albanese ed il ferimento di un giovane catanese per questioni di droga. Venerdì sera intorno alle 23 un nuovo episodio in via Santo Cantone 10. Questa volta un colpo di pistola vagante ferisce all'occhio una ragazza di 18 anni. Episodi non collegati tra loro, almeno questo trapela da fonti investigative, ma che mettono in evidenza un fatto preoccupante. A Nesima si spara facilmente. È comunque un giallo. Il ferimento di una ragazza colpita al volto da una pistolettata e che si trova ricoverata all'ospedale San Marco non è in pericolo di vita. I medici l'hanno sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia facciale, ma la ferita era talmente grave, nervo ottico reciso, da far perdere la funzionalità dell'occhio sinistro. Sulla vicenda indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno sentito
numerosi familiari nel tentativo di ricostruire la vicenda e quindi di risalire ad autori e momente. La vittima si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro raccontando ai presenti che si trovava in balcone quando all'improvviso ha sentito un forte bruciore tra il naso e l'occhio sinistro. La testimonianza della ragazza è al vaglio degli investigatori che per avere maggiori certezze attendono l'esito degli accertamenti balistici. Non si esclude che il colpo abbia avuto una traiettoria dall'alto verso il basso, non da distanza ravvicinata, particolare che di fatto farebbe cadere l'ipotesi di uno sparo proveniente da un'auto in transito. Povera ragazza, veramente. Già, tra l'altro il titolo del quotidiano La Sicilia, che faccio vedere nella pagina di Catania, è eloquente perché diciamo, al di là del fatto, il titolo è appunto il silenzio dopo la pistolettata. È successo il fatto sabato scorso, ancora oggi nessuno sa chi ha sparato e per quali circostanze, quindi continuano le indagini sul ferimento in via Cantone. La vittima è ancora in prognosi riservata, i tecnici, i medici le hanno salvato il bulbo oculare ma non la vista, perché appunto il nervo è stato tagliato reciso proprio dalla pistolettata. Quindi proseguono le indagini nel quartiere Enesima, l'ho ricordato il servizio, ma lo ricorda anche il giornale, non nuovo a episodi dai contorni poco chiari e nessuno ha voglia di parlare. Per un episodio simile anche 2 anni fa, nel 2023, anche chi aveva visto teneva il più stretto riservo. Gli investigatori sono dovuti entrare proprio dentro il quartiere, quasi in confidenza con gli abitanti, per cercare di scoprire qualche dettaglio in più. Quindi insomma, questo i contorni di questa vicenda. C'è ancora una notizia, Luca, prima di darti di nuovo la linea per la rassegna stampa siciliana, riguarda il leader dei Village People, famosissimo, lui si chiama Willis, che ieri sera a Palermo, mentre faceva il concerto al Teatro Verdura per il Sicilia Jazz Festival, ha avuto un malore. C'è stata apprensione naturalmente, ma in realtà si è trattato di un collasso, forse di una carenza di idrica, insomma disidratazione. È stato subito soccorso, portato in ambulanza a Villa Sofia, ma tutto è finito bene perché dopo i primi esami ha chiesto di firmare volontariamente le dimissioni e tornerà, se non è già tornato, nelle prossime ore negli Stati Uniti come da programma. Quindi tutto bene per il leader dei Village People, Willis. A te, Luca. Allora, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali, partiamo dalla Sicilia, abbiamo visto un po' di notizie, l'apertura ovviamente è dedicata al conflitto in Iran. Guerra aperta è il titolo, con la bandiera americana in fiamme, e quindi questo già è un segnale da uno scenario di guerra. Gli Stati Uniti bombardano 3 siti nucleari in Iran, Trump dopo i bombardamenti dice adesso la pace, le proteste a Teheran. Questo in sintesi, diciamo, è tutto quello che riguarda queste notizie. Diciamo, anche qui tanta foliazione, seppur il giornale è regionale, tanta foliazione su questo argomento. Abbiamo visto l'intervista a Margelletti, Sigonella non è coinvolta ma è una polizza, e poi lo scenario, quello che riguarda in questo momento moltissimo l'Occidente e i mercati finanziari, è proprio questo stretto di Hormuz, da dove passa un quinto della produzione del petrolio che appunto rifornisce tutto l'Occidente. L'Europa spiazzata, appunto incubo, chiusura dello stretto di Hormuz. E poi cordone di speranza, l'altra fotonotizia a centropagina. Stiamo parlando diciamo della fecondazione assistita che diventa pubblica nella banca dell'ospedale di Sciacca, che diventa un progetto pilota per tutta la regione. Quindi vedremo adesso anche in pagina i dettagli di questa notizia. Un'altra notizia pubblica il giornale: il Parco Imera, Dynasty di confische e affidamenti alla stessa famiglia. È un caso che ha sollevato il deputato Lavardera. Anche qui ci sono, diciamo, delle indiscrezioni. I referti in ritardo e l'ASP di Trapani, indagati solo i medici, non c'è il manager. Questo abbiamo letto anche in pagina questa notizia. E poi il traffico, insomma, ieri giornata campale sull'A19, i consigli dell'ANAS contro le code, un consiglio che, diciamo, datato ma sempre valido: viaggiate di sera, diciamo che c'è meno traffico. Entriamo nel tuo giornale, vediamo le notizie che non abbiamo letto. Partiamo proprio da questa notizia della procreazione assistita, perché
L'ospedale di Sciacca, dicevo, diventa centro pilota. Il Giovanni Paolo II, già sede della Banca del Cordone, non ci sono i gameti che vanno acquistati, quindi diventa insomma anche questo un caso. Entrata nel 2023 nei livelli essenziali di assistenza, i famosi LEA, e quindi è garantita al Servizio Sanitario Nazionale in tutta Italia. La procreazione medicalmente assistita sta per entrare nel servizio pubblico regionale. Questa è una buona notizia perché diciamo, sono tanti i siciliani che in questo caso viaggiano spesso in altre regioni e all'estero per la procreazione medicalmente assistita. Vediamo l'ultima notizia, che è appunto questa anzi vi faccio vedere la prima pagina del giornale Sicilia, così la vediamo, diciamo, per sommi capi. L'apertura ovviamente è di politica internazionale, Trump porta l'America in guerra. E poi ci sono di spalla le notizie che riguardano la Sicilia, Asu e PIP in lotta per il posto fisso, Trapani senza acqua, spuntano le bacinelle, anche questa diciamo, è una notizia che sembra fuori dal periodo. A secco anche il centro storico per preparare le riserve, molti fanno ricorso alle taniche, e poi un incidente in moto, è morta una donna dopo 2 mesi. L'ultima pagina è quella della Gazzetta del Sud, anche qui l'apertura è dedicata a Trump e alla guerra in Iran, tutta internazionale, ovviamente la prima pagina della Gazzetta del Sud con una mappa, diciamo, di dove sta accadendo, dove si sta svolgendo il conflitto. In taglio alto poi i lavori, eccoli qua, che vedete, diciamo, i lavori che riguardano la Sicilia. A te, Michele. Vediamo subito con la Polizia Stradale in diretta con il sovrintendente Dario Martello, che è collegato con noi da Enna. Buongiorno e benvenuto. Se anche oggi ci saranno guai lì sulla 19, a che punto siamo? Direttore, buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Noi in Arigidove, nonostante l'inizio della settimana, non abbiamo nessuna particolare criticità, se non di prestare molta attenzione ai vari cantieri che abbiamo durante tutta la tratta, sono molteplici. Abbiamo le solite code che dal casello di San Gregorio portano in direzione Catania Centro, code per ovviamente del traffico molto intensi. Abbiamo delle code anche sulla Catania Siracusa e dove persiste in direzione nord, quindi in direzione Siracusa, il divieto di transito dei mezzi pesanti con le masse superiori ai 7,5 tonnellate. Come strade statali non abbiamo nessuna particolare criticità, se non il traffico intenso che da Piano Tavola porta verso la direzione Catania Centro. Come altre segnalazioni particolari non ne abbiamo le solite raccomandazioni da parte della Polizia Stradale, che quando appunto viaggiamo con i bambini che siano seduti nei appositi seggiolisti ben allacciati. Facciamo uso delle cinture anche noi e non facciamo uso del cellulare durante il viaggio, poiché ricordiamo che la sicurezza stradale è la sicurezza di tutti. La Polizia Stradale è tutto, da buon inizio settimana. Grazie, buon lavoro al sovrintendente Dario Martello, che era collegato con noi da Enna. Scusate se c'era qualche difficoltà qua e là. Vediamo un po' di immagini in diretta. Ecco, questa è se non sbaglio siamo sulla circonvallazione, giusto? Traffico intenso. Via Giuffrida, che circonvallazione, non scherziamo. Come diceva il dottor Martello, il traffico è intenso, ma insomma, scorrevole, come è normale che sia il lunedì mattina. Abbiamo altre immagini oppure ci fermiamo qui per qua? Sì, eccola la circonvallazione, invece, che apparentemente è assai poco battuta, però è sulla corsia di sinistra che noi vediamo soltanto in alto. Poi ci sono gli alberi, grazie al cielo, c'è tanto verde e non riusciamo a vedere come vanno le cose. Questa è questa meravigliosa Etna che sfumacchia di bianco stamattina. Bella immagine di auspicio per l'inizio della settimana. Allora, tra poco ci sarà la rassegna stampa nazionale, naturalmente, con Luca Cilberti, quindi le ultime notizie sulla situazione in Medio Oriente, Iran, eccetera, ma noi poi ci occuperemo di piano casa e ci occuperemo di Speed, che forse non sarà più gratuito. State con noi, buongiorno Sicilia.
i quotidiani nazionali con Luca Siliberti. Grazie Michele, allora il racconto ovviamente è tutto incentrato sull'attacco degli Stati Uniti all'Iran e il titolo, lo sottolineiamo, diciamo, è quasi uguale su tutti i quotidiani, perché ti faccio vedere, questo è il Corriere della Sera, eccolo qua, il primo titolo, la guerra di Trump all'Iran, il titolo principale del principale quotidiano italiano, colpiti 3 siti nucleari, show del presidente, successo spettacolare. Questa è la foto diciamo, di questo show del Presidente, che non è diciamo, passato inosservato, cioè lui nella sala diciamo, di comando con, diciamo, con questo slogan che ha portato avanti Make America Great Again, è diventato Make Iran Great Again, quindi MIGA perché che ha fatto Trump? Prima attaccata, adesso vuole la pace, il processo di pace per ribaltare appunto il regime. L'ira di Teheran però non si è fatta attenta, dice ci saranno conseguenze eterne, continua il conflitto anche sul lato Israele perché sono arrivati dei missili a Tel Aviv, Netanyahu prega Donald, Meloni sente Starmer e Merz, allerta per il terrorismo, tutto messo in un titolo e qualche rigo di occhiello e sommario, però insomma le pagine, la foliazione ampissima da parte di tutti i quotidiani. Cosa hanno colpito? Eccola qua, c'è sempre in prima pagina la fotografia. I punti di ingresso delle bombe sono dei depositi, secondo appunto l'intelligence degli Stati Uniti, dove l'Iran diciamo, conservava o comunque puntava a costruire le bombe atomiche. Dal mio rifugio capisco il mondo a colpi di bombe, dice lo scrittore Keret. Ci sono tanti anche commenti da parte di autorevoli editorialisti del Corriere della Sera, Paolo Mieli, Antonio Polito, insomma tutto raccontato all'interno del giornale. Vediamo le prime pagine perché dicevo, i titoli si assomigliano un po' tutti, addirittura sono quasi uguali. La guerra di Trump, perché in realtà questo, come dicevamo prima, leggendo anche l'intervista di Margelletti, non è una guerra della NATO, quindi dei paesi occidentali, dell'alleanza, è una guerra degli Stati Uniti. L'operazione si chiama Martello di mezzanotte, Hammer Midnight, la superbomba colpisce 3 siti nucleari, a Teheran la folla incita la vendetta, la minaccia appunto è la chiusura dello stretto di Hormuz. Adesso vedremo che cosa significa la chiusura di questo stretto. Netanyahu ringrazia il Presidente degli Stati Uniti e al muro del pianto, anche qui scenografica questo ringraziamento, prega per lui. E qui ancora, sempre sul Repubblica, la foto diciamo, della Situation Room, si chiama così, la sala di comando da dove appunto è partita questa operazione Martello di mezzanotte. Questa era la Repubblica, guarda la Stampa, la guerra di Trump, anche qui uguale. Con Trump, diciamo con questo cappellino insomma molto così scenografico, le sue facce, le sue espressioni sempre al limite, bombardati i siti nucleari in Iran, dubbi sulla distruzione degli obiettivi, Teheran colpisce Tel Aviv. Ancora ti faccio vedere l'America in guerra, questo è il gruppo quotidiano nazionale, quindi i 3 quotidiani del gruppo quotidiano nazionale, il resto del Carlino, Il Giorno e La Nazione. L'America in guerra, e questo è il B2, diciamo il bombardiere che è partito dal Missouri, che ha attraversato diciamo praticamente tutto l'oceano per colpire poi i siti americani. L'America in guerra, questo è il gruppo quotidiano nazionale. Diventa più interessante invece la lettura dei quotidiani politici. Partiamo dai giornali di centrodestra che giustificano in qualche modo l'azione di Trump, perché la titolano come la lezione di Trump. Questo è il giornale quotidiano vicino a Forza Italia. Ricordiamo, Forza Italia esprime il ministro degli esteri. L'operazione Martello di mezzanotte sui siti nucleari, oggi il mondo è più sicuro, questo lo dice Trump. Gli iraniani chiedono vendetta e il regime minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz. Europa scavalcata, allerta attentati in Italia, Meloni e Tajani provano la mediazione. Questo per quanto riguarda la politica di casa nostra. Stessa foto, vedi Michele, stessa foto di Donald Trump nella Situation Room.
Anche qui l'editoriale di Sallusti è ancora più duro, così, se volete, in qualche modo, e giustifica ancora di più questa azione, un messaggio chiaro ai cancri del mondo. Cioè, quindi ha fatto bene l'America, secondo Sallusti, a agire così. Di opinione diversa e in qualche modo una lettura un po' più originale, quella del Fatto Quotidiano, che è stato sempre, diciamo, in questi anni il giornale pacifista insieme ad Avvenire, perché cavalca le posizioni del Movimento 5 Stelle. Eccolo qua, lo vediamo meglio. Il titolo è questo: nella foto c'è un primo piano di Benjamin Netanyahu, il presidente di Israele, e dice il vero padrone del mondo. Perché il vero padrone del mondo? Perché Trump attacca l'Iran a rimorchio di Bibi, quindi diciamo è stato lui a convincere in qualche modo. La tesi di alcuni appunto è che stata in questa. realtà... No, è stata questa, insomma, che Israele ha diciamo, pressato, costretto, esatto, talmente tanto gli Stati Uniti che diciamo, da entrare in qualche modo in guerra. Ironico il titolo, nell'amarezza, diciamo, nella drammaticità, il titolo di Libero: il Persiani al tappeto, gli Stati Uniti bombardano l'Iran, svanito il sogno nucleare degli ayatollah tra le proteste dei dittatori e dell'opposizione italiana. Teheran vuole vendicarsi chiudendo il Golfo per mandare in tilt le borse. Anche Vance dice basta guerra, che è il vice di Trump, dice basta guerra, adesso animiamo un processo di pace. Il Tempo, i pass d'Iran, si concentra molto sulla reazione di Casa Nostra, diciamo, i pass d'Iran all'italiana, alla guerra degli Stati Uniti, a Khamenei, all'atomica in mano al regime, colpita la centrale di Fordov e i siti nucleari di Teheran, ma la sinistra condanna l'asse del male, Trump e Netanyahu, Conte, Bibi, pericoloso criminale, Schlein per ora si defila. Andiamo a vedere adesso, al di là ora dei titoli, diciamo, che fanno più o meno sorridere, ma questo devono in qualche modo anche assolvere al loro compito, attirare, no, l'attenzione dei quotidiani. Andiamo a vedere però in realtà il racconto di questo conflitto. Allora, partiamo intanto dal Corriere della Sera, eccolo qua. Trump lancia l'attacco agli Stati Uniti e l'Iran rimanda, dice saranno conseguenze eterne, quindi vedremo che cosa succederà. I danni ci sono a queste centrali nucleari, però ti faccio vedere dalla stampa, c'è qualche dubbio sollevato proprio su questa questione, perché le radiazioni sono inalterate. Quindi diciamo c'è qualche dubbio sulla distruzione di questi siti nucleari. Lo dice il corrispondente da Washington, perché dice il Pentagono danni pesanti, ma nei giorni precedenti i tir portavano via del materiale. E questa è una tesi che si sta rincorrendo in tutto il mondo. Quindi... Anche se Trump ha detto nel suo secondo intervento li abbiamo completamente distrutti. Ecco, esatto, questo adesso bisognerà capire, insomma, la portata di questo intervento. E poi ancora, sempre dalla stampa, ti faccio vedere che racconta bene questa situazione. L'Europa smarrita, perché non si sa cosa, cioè sono stati praticamente scavalcati su tutta la linea. Partono le telefonate tra i leader del mondo, qui c'è Ursula von der Leyen con Emmanuel Macron, quindi la Presidente della Commissione Europea con il Presidente francese, partono le telefonate incrociate tra Macron, Starmer, Merz, spiazzati dall'operazione americana. Trump aveva avvertito solo il britannico, pronti a favorire la ripresa dei negoziati. Oggi il dossier che accusa Israele per Gaza, ma la Commissione frena sulle sanzioni. Quindi diciamo l'Europa che in questo caso davvero non ha toccato palla. Vediamo la questione invece che riguarda lo stretto di Hormuz. La prendiamo appunto, eccola qua, da qualsiasi quotidiano, perché tutti quanti ci raccontano, insomma, quello che sta succedendo. Eccolo qua, Hormuz, gli effetti sui prezzi, e questo è lo stretto. Allora allarghiamo la cartina così facciamo vedere qual è lo stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz è questo, eccolo qua. Questo è lo stretto di Hormuz, dal quale, come vedete, passa tutto il petrolio del Golfo Persico, quindi Iraq, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi, insomma un quinto, diciamo, della produzione del petrolio. Il governo greco e la Marina britannica hanno avvertito le loro navi: riconsiderate le rotte, ci saranno possibili ripercussioni sui mercati. L'effetto è molto probabile. Molto probabile. Ma diciamo più che molto probabile è una certezza, perché guardate, ecco, questo è nel grafico, questo qua è l'andamento
l'aumento del Brent, che è diciamo, la borsa del petrolio, cioè quanto viene pagato in dollari il barile. Guarda come si è impennata diciamo, il livello negli ultimi giorni. Mentre... Da sin d'ora, figuriamoci sì. Appena chiude. Appena chiude, esatto. Se chiude. Chissà quale sarà l'effetto. E ancora ti faccio vedere, eccolo qua, l'operazione, che cosa è successo quando sono partiti questi B-22, si vede tutto il tracciato, tutta la mappa della timeline, ecco si chiama così, del viaggio di questi B-12, l'operazione Martello di Mezzanotte, eccolo qua, 7 Spirit decollati dal Missouri, quindi centrano 2 siti nucleari, sottomarini e poi l'effetto sorpresa, bloccano la contraerea di Ayatollah. Guardate, partono a mezzanotte del 21 giugno, arrivano alle 19:30 diciamo, a concludere la loro missione, quindi lasciano l'Iran proprio alle 19:30, in questo lasso di tempo hanno concluso l'operazione Martello di Mezzanotte. A te Michele. Grazie Luca, andiamo noi invece, rientriamo alle cose siciliane, guardiamo prima di tutto, scusate, com'è il tempo di oggi? Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì su gran parte della nostra penisola. Da segnalare qualche temporale nella seconda parte del giorno sull'arco alpino, specie sui rilievi di nord-est, e qualche fenomeno sparso anche sui settori interni delle regioni meridionali. Sulla Sicilia infatti splenderà il sole lunedì, da segnalare però qualche fenomeno, come dicevo, nella seconda parte del giorno che interesserà i settori interni, locale sconfinamento sulle coste meridionali. Temperature senza particolari variazioni, con punte massime intorno ai 30-31 gradi. Nel corso della giornata di martedì splenderà ancora il sole, con qualche velatura di tanto in tanto, ma solo in transito. I venti inoltre saranno deboli o regime di brezza lungo le zone costiere, con mari calmi o poco mossi. Temperature che inizieranno a guadagnare qualche grado, con calde d'afa infatti in intensificazione nella settimana. Punte che martedì toccheranno i 32-33 gradi. Per maggiori dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Molto divertente, ma adesso passiamo alle cose serie. Siamo con l'ingegnere Mauro Scaccianoce, che è presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania. Benvenuto. Ne vogliamo parlare con l'ingegnere Scaccianoce del piano Casa Italia, che ha presentato il ministro Salvini a Palermo recentemente e ha detto una prima risposta concreta all'acuirsi dell'emergenza abitativa nel nostro paese. Prevede fondi, ingegnere, o qualcos'altro? Allora, intanto è una grande emergenza in questo momento la casa in Italia. Il Ministro ha presentato un piano di più ampio respiro. Ad oggi ha presentato solamente un progetto pilota, quindi con circa 660 milioni di finanziamento, che ovviamente sono una goccia in un mare di richieste. Sappiamo bene che oggi le esigenze sono tantissime, il ceto medio si è impoverito, quindi abbiamo una forte esigenza di abitazione di tipo appunto housing sociale, che si pone fra le vecchie case popolari e residenziale puro, quindi in una fascia di reddito diciamo fra 15.000 e 30.000 euro c'è una grande necessità. Vediamo con ordine un po' di queste idee per ora, progetti. Innanzitutto il testo unico dell'edilizia, che vorrebbe mettere insieme tutte le norme, perché sono complicate e anche in parte contraddittorie a volte. Sì, allora ricordiamo che il testo unico è del 2001. Dopo il 2001, il 380 del 2001, sono state poste in essere una serie di modifiche, non ultimo
il salvacase, il decreto Salvini, che ha introdotto una serie di modifiche al 380 e quindi è chiaro che vi è l'esigenza di da un lato semplificare ma da un lato rendere sistemico il 380 per evitare che questo susseguirsi di norme sono a volte anche contraddittorie fra di loro. Questo avverrà in modo automatico, non c'è bisogno di approvazione dalle Camere, viene deciso e quello è il testo unico, giusto? Allora, intanto ad oggi vi sono una serie di interlocuzioni con gli stakeholder come per esempio gli ingegneri, gli architetti e i geometri, quindi che stanno proponendo una serie di semplificazioni. Oggi una delle semplificazioni più richieste è avere la certezza dei tempi, cosa che in questo momento non si ha. Se il cittadino presenta una qualunque pratica, per esempio un permesso di costruire, oggi non abbiamo tempi certi e questo ovviamente oggi non è più consentito, quindi deve andare in questa direzione. Il piano prevede, tra l'altro, adesso vediamo alcuni particolari, interventi di recupero di edifici pubblici e privati. Questo è importantissimo perché ce ne sono tanti che non si capisce bene che fine fanno a un certo punto. Certo, infatti l'housing sociale parte da un presupposto di intervento in partenariato pubblico-privato e ovviamente bisogna lavorare sull'esistente. Noi oggi abbiamo un patrimonio edilizio molto vecchio, come sapete molto fragile per esempio dal punto di vista sismico, quindi non dobbiamo pensare a nuove costruzioni o comunque non dobbiamo pensare solo a nuove costruzioni, ma dobbiamo pensare a rigenerare l'esistente. Rigenerare l'esistente non vuol dire solamente ristrutturare, vuol dire rendere gli edifici, i nostri quartieri rigenerati, quindi inclusivi, con spazi pubblici messi a disposizione dall'housing sociale anche agli altri cittadini e centri aggregativi per far sì che ad esempio gli anziani e le giovani coppie si possano integrare fra di loro. Ecco, quindi questa semplificazione normativa dovrebbe essere destinata in modo particolare, come diceva lei, alle giovani coppie, agli anziani con reddito limitato e alle famiglie monoreddito, quindi andiamo verso quel ceto medio di difficoltà di cui parlava lei, ingegnere. Esattamente, perché vi ripeto, il ceto medio sostanzialmente si è impoverito, quindi chi è fuori dalle case popolari perché ha redditi troppo alti, però non si può consentire un immobile. Altra cosa importante sono gli studentati. Sappiamo che oggi vi è una straordinaria crescita degli studenti che vanno fuori sede e lì abbiamo solamente il 10% di disponibilità degli alloggi pubblici o privati, quindi anche lì il PNRR ha stanziato per esempio 1,2 miliardi per creare nuovi posti di lavoro, ma siamo oggi sul Sole 24 Ore vi è una statistica, per esempio Catania doveva rigenerare almeno 500 immobili per studentati, per posti letti e ne sono pronti solamente solo il 10%, quindi anche lì è necessaria una molto indietro. Ma così come tutta Italia, solo 3 città, Frosinone, Enna e un'altra città sono riuscite ad avere almeno il 50%. E le aziende casa in questo come si inseriscono? Le aziende casa, le ripeto, abbiamo una necessità che i privati intervengano, perché non è pensabile che lo Stato intervenga da solo, quindi c'è necessità di mettere assieme il pubblico-privato con uno strumento che già è conosciuto, il partenariato pubblico-privato, che non deve solamente realizzare ma deve anche gestire gli immobili, deve far sì che questi nuovi immobili diventano inclusivi, diventano aggregativi, diventano socialmente utili. E nel frattempo si parla anche, perlomeno nel piano, così come l'ha presentato il ministro Salvini, di rigenerazione urbana, quindi significa anche attenzione al territorio. Abbiamo parlato di anziani autonomi, ma ci sono anche necessità di asili nido, centri di co-working, punti di aggregazione. Ci fa capire un po' meglio di che si tratta, ingegnere? Allora, la direzione verso cui va l'urbanistica appunto è rigenerare le città. Rigenerare vuol dire prendere dei pezzi di città e renderli moderni, rendere innovative, renderle sicure dal punto di vista sismico. È necessario dare i servizi, quindi non più quartieri satellite staccati dal centro, ma interi quartieri
che includono la cittadinanza, che includono tutti e che siano collegati al centro, per evitare che le periferie rimangano dei dormitoi. Ecco, che diventino quartieri vivi. Ogni tanto ne parliamo periodicamente, poi noi che facciamo il telegiornale, quando ci sono iniziative benemerite, però che il fatto che diventi un progetto governativo è un incoraggiamento importante. Tuttavia il Ministro prevede una cabina di regia comunque, non soltanto quindi interventi locali, ma anche una visione nazionale, se ho capito bene. Una cabina di regia con il Ministero in primo luogo, ma non solo. Certo, il Ministero interverrà, il MEF, perché ovviamente è necessario avere un centro di progettazione, un centro di idee, quindi sarà lo Stato che avrà questo compito, ma ovviamente, vi ripeto, deve essere aiutato dai privati, ma certamente i privati, se fossero messi nelle condizioni di intervenire in maniera sicura, anche con strumenti legislativi di semplificazione, certamente interverranno. Sappiamo... Scusi? Sappiamo ad esempio che finalmente il PUG a Catania, il vecchio piano regolatore, si è avviato, e questo per esempio è uno strumento di straordinaria importanza per rigenerare le nostre città. Questo significa anche che nella cabina di regia saranno coinvolti i comuni attraverso l'ANCI, no? Assolutamente sì, verranno coinvolti i comuni, verranno coinvolte le professioni, verranno coinvolti tutti gli stakeholder per far sì che questo progetto diventi una realtà. Il piano casa è estremamente importante e che tiene conto anche, abbiamo detto, delle città o comunque del territorio urbano, lotta quindi al consumo di suolo, agli abusi edilizi, spazi verdi. Ci sono iniziative, cioè è previsto tutto questo? Certamente è previsto tutto questo, quindi vi ripeto, sono previsti l'housing sociale e prevede dal punto di vista energetico dei fabbisogni bassissimi e prevede dei punti di aggregazione, prevede degli spazi comuni aperti alla città in maniera tale appunto da includere, e soprattutto prevede intervenire sull'esistente, quindi vi sono moltissime abitazioni, moltissimi quartieri che ormai sono stati abbandonati perché non hanno gli standard abitativi nuovi, non è pensabile che vi siano degli immobili che hanno il bagno fuori dall'abitazione, quindi è necessario rigenerare le nostre città, e vi ripeto, rigenerare vuol dire ripensare le nostre città. Certo. Per chiudere, ingegnere, adesso che il piano è varato e presentato anche direttamente nella Sicilia, a Palermo, quali saranno i passaggi successivi? Allora, il ministro Salvini, è così, è la norma che entro 180 giorni ci sarà un decreto del Presidente del Consiglio che dirà esattamente quali sono i punti cardini, e poi ovviamente ci aspettiamo dei finanziamenti molto più rilevanti, ma già per esempio la Comunità Europea ha detto che stanzierà 10 miliardi proprio per l'housing sociale attraverso anche la Banca Europea, attraverso dei finanziamenti privati, quindi 10 miliardi vuol dire intervenire. È una cifra importante. È una cifra rientrerà nel decreto anche questo finanziamento, oppure sono due cose parallele? Sono due strade parallele. La Comunità Europea interverrà con i 10 miliardi e lo Stato interverrà col piano casa. E il piano casa poi dovrà andare al vaglio del Parlamento, come decreto, e poi per essere approvato. Benissimo, lo seguiremo perché è estremamente importante, così come ce l'ha illustrato il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, che ringraziamo, Mauro Scazzanoce. Le auguriamo buon viaggio e buon lavoro. Adesso però ci occuperemo di un'altra vicenda che un po' ci impensierisce. La possibilità che lo SPID, che è indispensabile per entrare in tutti i servizi di online della pubblica amministrazione, possa diventare a pagamento. Vedremo. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia ospita l'avvocato Salvo Racciti dell'ufficio legale Codacons, benvenuto. Perché? Perché Codacons ha lanciato l'allarme sul fatto che lo SPID, lo strumento che ormai è indispensabile per entrare nei servizi online della pubblica amministrazione, possa non essere più gratuito ma a pagamento, così come avviene
se si utilizzano attraverso diciamo, applicazioni come Aruba e come InfoCert. È così? Sì, è così. Vi è un rischio concreto che alcuni provider alcuni provider, in particolare Aruba e InfoCert, hanno già annunciato il cambio, diciamo un cambio di prospettiva, nel senso che questi provider sono nati tutti come gratuiti, malgrado la legge istitutiva in qualche modo facesse pensare che di là ad avvenire ci sarebbe stata una modifica di questi termini. Tuttavia il governo era chiamato a sostenere i provider e finanziarli con dei fondi in maniera che restassero appunto servizi gratuiti. Perché poi riguardano tutti, quindi pubblici, esattamente. Noi stiamo parlando di servizi di cui ormai i cittadini acquisiscono quotidianamente. Noi dobbiamo pensare che attraverso lo SPID ci sono stati nel 2024 1,2 miliardi di accessi. Caspita, quindi stiamo parlando esattamente a fronte di circa 40 milioni, 37-38 milioni di accessi SPID. Il governo da questo punto di vista è stato, ecco il motivo per cui il Codacons si è ovviamente attivato, è stato particolarmente diciamo ritardatario, nel senso che un decreto del 2023 prevedeva lo stanziamento di questi fondi e questi fondi, parliamo di 40 milioni, sono stati sbloccati soltanto a marzo di quest'anno. Esatto, quindi il direttore generale di Agid ha già cercato di rasserenare i toni dicendo che questi fondi saranno sbloccati, tuttavia ancora non c'è nessuna certezza. Ma di che entità è prevista o è già in atto questo pagamento dell'accesso allo SPID? Esatto, allora i costi sono pressoché parificati tra Aruba e InfoCert, siamo sui 5,98 euro mensili. Mensili? Scusi, annuali, mi perdoni, annuali. Pensavo no, mi perdoni, annuali, no. Però bisogna sottolineare una cosa molto importante, che i provider diciamo che hanno annunciato appunto questa modifica sono appunto Aruba e InfoCert, ma su 37 milioni come dicevo di identità digitali il 70% fortunatamente è ancora gestito da Poste ID, che ancora rimane gratuito, quindi diciamo rimane in qualche modo un'isola felice. E questo c'era il 70%, ecco qua lo stiamo vedendo in quel cartello. Poste gestisce il 70% di identità digitali attraverso l'applicazione Poste ID. Quindi ovviamente quella rimane una fetta importantissima di mercato che ancora è preservata da questo rischio. Deduco che InfoCert e Aruba dicono siccome noi facciamo anche noi un servizio pubblico dovremmo avere anche noi finanziamenti. Sì, esattamente. Aggiungo una questione che forse va oltre questa questione. Diciamo che in questi giorni appunto a luglio vedremo in atto una partita importante perché entro il 9 luglio scadranno le convenzioni con i provider che finora ci sono state e quindi poi si aprirà un periodo diciamo ponte di 3 mesi nei quali Agid dovrà verificare se ci sono diciamo i termini per prorogare questi provider oppure no. Quindi forse è il caso appunto di ragionare in questo momento con questi provider che annunciano e che hanno già posto in essere, perché ricordiamo che Aruba lo ha fatto già a febbraio questo comunicato relativo ai servizi a pagamento. Forse è il caso che la questione del pagamento di cui stiamo parlando sia messa in collegamento proprio con la questione della proroga appunto dei provider. Ma voi minacciate o annunciate azioni legali, in che senso, in che termini? Allora, secondo quello che noi pensiamo, evidentemente lo SPID si configura a tutti gli effetti come uno strumento pubblico, come un bene pubblico, un bene strumento che appunto consente a tutti noi di accedere a servizi assolutamente essenziali. Parliamo di sanità, parliamo di lavoro, parliamo di bandi per le imprese, eccetera, eccetera. E quindi
assistiamo evidentemente ad una trasformazione di fatto di un bene pubblico in un bene privato, commerciabile, e questo chiaramente diciamo, configura già di per sé un problema giuridico. Aggiungiamo a questo che i cittadini hanno come dire, creato la loro identità digitale non essendo esattamente a conoscenza di queste modifiche possibili, no? Appunto del meccanismo attraverso cui avrebbero usufruito di questi servizi, cioè hanno sempre pensato, o comunque è stato loro sempre detto, che i servizi sarebbero stati acquisiti in via gratuita. È doveroso, se mi permette, fare un'ulteriore considerazione, su cui il governo, devo dire, ha spesso, anche attraverso l'Agid, fatto il punto. Esistono chiaramente altri strumenti che rimangono gratuiti. In prima battuta la carta d'identità elettronica. Questo è importante, cioè potrebbe essere questa l'alternativa. Certamente. Allora, dobbiamo sappiamo tutti che ormai la carta d'identità elettronica è una realtà. Rispetto a quando 10 anni fa partì lo SPID, adesso la carta d'identità dobbiamo sapere che è diffusa, è in possesso di quasi 50 milioni di cittadini. Praticamente quasi tutti. Praticamente tutti. E diciamo in più rispetto a coloro che hanno lo SPID, occorre dire. Ed è altrettanto importante dire che è chiaro che gli stessi servizi sono acquisibili attraverso la carta d'identità elettronica. La questione che tuttavia rimane sul tappeto è che, diciamo, a livello di prassi e comunque di abitudine ormai consolidata fortunatamente nei cittadini di acquisire questi servizi, vi è appunto lo SPID. Dicevo prima, nel 2024 1,2 miliardi di servizi acquisiti attraverso SPID, soltanto 42 milioni acquisiti attraverso la carta d'identità. E questo evidentemente testimonia che i cittadini ancora non considerano quello strumento come quello, ecco, diciamo, perché Codacons dice fermatevi. Certo, fermatevi assolutamente, e quantomeno occorre assolutamente pensare a tutti quei cittadini, ripeto, che senza avere alcuna conoscenza di tutto questo si trovano a dover subire un non potenziale ma molto concreto a questo punto danno. Certo, si può dire che, come dicevo prima, considerato che ancora Poste è un'isola felice, il danno nel breve periodo sia relativamente limitato. Però è pur vero che dobbiamo certamente presupporre che quantomeno i provider che già hanno già diciamo, comunicato che venderanno i propri servizi non torneranno indietro, questo è poco ma sicuro, cioè, purtroppo, e molti altri si deve supporre che lo faranno, perché come dire, il mercato poi impone questo. Esatto. Sì, se mi è consentito, se ho ancora un in chiusura, in chiusura dico anche questo, dobbiamo anche considerare proprio se vogliamo appunto mettere un punto a questa vicenda, considerare che gli stessi provider che adesso diciamo, hanno annunciato queste novità già vendono molti servizi. Quindi diciamo sarebbero per esempio la firma digitale, per esempio le PEC, quindi sarebbero un carico ulteriori. Esattamente. Va bene, grazie all'avvocato Rassiti che è l'ufficio legale del Codacons, abbiamo appreso queste novità e le seguiremo naturalmente, vedremo gli sviluppi. Tra poco un incontro con una scrittrice che non è siciliana ma racconta cose siciliane, Antonella Giuffrè. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, diamo il benvenuto a Antonella Giuffrè, scrittrice, autrice di un nuovo romanzo, La seminatrice di coraggio. Bel titolo, ce ne vuole di coraggio in questo periodo se pensiamo alla situazione internazionale, soprattutto in Medio Oriente, pubblicato da 360 ed è un romanzo, se non vado errato, che è un po' un omaggio alla donna, alle donne, e anche un'esortazione a darsi da fare, all'emancipazione, è così? Sì, assolutamente. Io penso che ci siano delle storie che comunque siano indispensabili per capire sia il passato appunto che ci appartiene e il presente, capirne anche il valore. E
la storia delle donne italiane durante la Grande Guerra ha tinto, penso, di umanità un po'. Esatto, Ecco. ed ecco ci siamo caduti proprio nel tema. Lei parla della Grande Guerra, quindi 15-18, in un momento in cui, come dire, la parola guerra risuona purtroppo sì, siamo a tema. quotidianamente anche nei nostri telegiornali, nei nostri programmi. C'è come dire, una storia che ha un elemento apparentemente in contraddizione con quello che uno si immagina, cioè una donna di città, in quel caso Ragusa, che perché ha una storia d'amore con un proprietario terriero e quindi va in campagna, viene un po' derisa perché lei è della città e non sa zappare. Perché c'è sempre stata purtroppo questa forma di un po' appunto contraddizione e di essere prevenuti di fronte a ciò che è diverso da noi. È quello un po' che succede sempre in diversi ambiti. In questo caso Maria Roccaforte, la protagonista del mio romanzo, che spero possa rappresentare un po' i punti di forza e di fragilità delle seminatrici dell'epoca. Appunto ora a breve diremo che cosa sono state le seminatrici. Lei cerca di dividersi tra i suoi sogni e appunto i bisogni delle persone di cui si farà carico per amore di questo proprietario terriero, e il punto di domanda sarà appunto fin quanto ci si può sacrificare per amore. Il quale anche. però a un certo punto deve andare a combattere, va a far parte dei soldati che partecipano alla Grande Guerra, e allora nasce questa federazione di seminatrici di coraggio. E innanzitutto è autentica questa cosa? Certo, è una storia vera? Federazione nazionale tutta femminile, fondata da Sofia Bisi Albini, giornalista e scrittrice lombarda, che appunto capisce che l'Italia in quel periodo storico aveva bisogno effettivamente di coraggio. Lei è la prima, diciamo così, a buttare i semi, fondando la Federazione Nazionale delle Seminatrici di Coraggio, proprio in un periodo. Si chiama così, seminatrici di coraggio, perché in realtà fanno anche un lavoro di campagna di seminatrici esatto, e molto altro. semina in tutti i sensi. Esatto, però seminatrici in senso non erano metaforico. Soltanto, certo, si sono suddivise tra le donne che appunto lavoravano nei campi e quelle più colte che sono diventate anche referenti dell'ufficio notizie, quindi tramite tra le famiglie dei soldati al fronte, soprattutto di quelle più analfabete, e anche appunto madrine di guerra, coloro che hanno abbracciato la causa della cura dell'animo umano e quindi hanno stretto dei rapporti epistolari con i soldati al fronte. E ci vuole molta forza d'animo, perché poi a vicende controverse, perché non anticipiamo, perché sennò roviniamo il piacere della lettura, ma insomma è anche momenti dolorosi, e lei diventa un po' il simbolo, la protagonista. Certo, sì, esatto, diventa il simbolo, diventerà la guida di queste donne e le accompagnerà attraverso un percorso che le condurrà comunque a un senso di consapevolezza verso un'emancipazione non soltanto appunto individuale, ma anche intellettuale e sociale, quindi non fine a se stessa, ma volta a un bene più grande, che è quello comune. Bellissima anche l'immagine che avete messo nella copertina. Grazie, sì. Una donna decisa a cambiare la propria sorte e quella di tutte le altre. Sì. E a questo proposito è inevitabile chiederle qualcosa sulla situazione oggi. Questo è ambientato nel periodo della Grande Guerra, quindi la guerra 15-18. C'è un fatto storico, la Federazione delle Seminatrici di Coraggio. Oggi siamo nell'altro secolo, esattamente un secolo dopo. Come sono cambiate le cose a suo avviso? Come vede? Allora, io non mi reputo una femminista incallita, però penso che noi donne ci stiamo muovendo comunque sia bene attraverso appunto questo percorso che comunque sia non è finito, secondo me, di consapevolezza, che ci può portare a capire effettivamente il nostro ruolo nella società, ecco, fino a che punto possiamo fare del bene nella società. Oggi, secondo me, esatto, dovremmo concentrarci di più su questo anziché sul nostro bene individuale. Parlo per le donne che per gli uomini, ovviamente, è indifferente. I rapporti ultimamente sembrano particolarmente tesi tra giovani, anche adolescenti,
dei due sessi, ma anche persone mature in età, eccetera. E questo è qualcosa che sorprende, perché voi ci avevate insegnato tante cose a noi uomini negli anni 70, 80, e poi invece improvvisamente è come se fossimo tornati indietro. Non so se lei è d'accordo. Allora, diciamo che appunto partiamo da quello che racconto un po' in questo mio romanzo, che è la pietas, cioè quella caratteristica veramente prettamente femminile, che è appunto di conforto, di consolazione verso il prossimo. Questo secondo me sta avvenendo un po' a mancare, anche sicuramente per tutte le ingiustizie che abbiamo subito noi donne. Ecco, diciamo che c'è una sorta di rivalsa della donna, però sono convinta che continuiamo a mantenere quella sorta di pietas nel nostro cuore. E che è bellissimo, che però si associa, come nel romanzo, alla protesta, perché l'iniziativa di Maria è un'iniziativa diciamo, a tutti gli effetti, certo, di protesta, perché muoverà anche gli animi appunto delle contadine e non solo, ma nel nostro caso ho deciso di parlare delle seminatrici di coraggio nella Sicilia, quindi la mia terra, proprio per descrivere un periodo di nazionalizzazione delle masse, soprattutto nel meridione, in cui le donne, arrivate a un certo punto, oppresse dalla mafia siciliana, che all'epoca appunto ha veramente gestito il ceto contadino, perché i campi erano privi degli uomini, esatto, e le donne si sono ritrovate appunto schiacciate da questo lato e anche già provate dalla requisizione dei beni da parte dello Stato, sia appunto del bestiame che dei beni primari che venivano inviati al fronte per i soldati. A quel punto gli animi delle donne si sono appunto fomentati fino a creare delle rivolte nelle campagne, effettivamente un po' passate nel dimenticatoio, ma fortunatamente ad oggi dimostrate attraverso appunto dei reperti storici. Io ho cercato di studiare, devo ringraziare mio padre perché lui è militare, ammiraglio della Marina, che mi ha suggerito di veramente di fare delle ricerche attraverso gli archivi storici militari. E quindi continuerà su questa strada, avrà altri progetti? Continuerò sulla donna che ha scritto la storia italiana. Quello sì. Bellissimo, quindi dopo è proprio il percorso che ho deciso di intraprendere. Dopo la prima guerra mondiale andrà avanti. Ci sarà altro, sì, già sto lavorando. Quindi. Complimenti, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. La seminatrice di coraggio, possiamo dire che anche esce lei domani in tutte le librerie. Esce domani in tutte le librerie, casa editrice 360, autrice Antonella Desirée Giuffre. La seminatrice di coraggio, si sente anche un po' lei seminatrice di coraggio? Siamo tutte noi donne, seminatrici di coraggio. Complimenti, grazie ancora. Grazie. E adesso è il momento del nostro almanacco. Oggi 23 giugno si celebra la giornata del Servizio Pubblico delle Nazioni Unite. Designato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2003, si pone come obiettivo principale la promozione della consapevolezza sull'importanza dei servizi pubblici. I funzionari pubblici operano in vari settori cruciali come la sanità e l'istruzione e questa giornata è un'occasione per rendere omaggio a coloro che dedicano la loro vita al servizio delle comunità in tutto il mondo. Oggi parliamo di cambiamento climatico. Il clima, come sappiamo, muta per cause naturali. I cambiamenti hanno luogo con lentezza nell'arco di migliaia o milioni di anni, ma in questo periodo storico stanno avvenendo rapidamente, causati dall'inquinamento atmosferico con gas che incrementano l'effetto serra. Immaginate che se si dovessero disciogliere del tutto le calotte polari, il livello del mare salirebbe fino a 25 metri oltre il livello attuale, inondando città costiere come Londra, New York, Tokyo e Shanghai. È dunque necessario che ogni individuo senta la responsabilità di intervenire con azioni quanto più attente ed ecologiche. Vediamo se il nostro Marco Amato ci scongiura da questi destini giustamente messi in evidenza nel nostro almanacco. Ciao Marco, benvenuto, buon inizio di settimana, buon caffè, t'ho detto tutto.
Marco, ci sei? Purtroppo, sì, è un po'. Oggi dovevamo parlare di Vasco Rossi, mannaggia, che sta spopolando negli stadi di Messina. E il segnale è troppo debole, non riusciamo. Va bene, adesso oroscopo ugualmente. Buon inizio settimana ai 12. Oggi è l'inizio di una settimana che vedrà il sole in Cancro e finalmente estate. Ebbene, cosa succede con questa riconfigurazione della ruota zodiacale? Che i segni d'acqua saranno molto più forti per due motivi, ma andiamo per ordine. Ariete, il sole è entrato in Cancro, quindi inizia la vostra quadratura. Ciò non di meno, quest'estate si apre con una sfida decisamente molto importante per voi, quella di ritornare ad essere felici, e ci riuscirete. Toro, per voi è molto compatibile, molto bene augurante questo inizio estate con questo sole amico e che rafforza la vostra possibilità comunicativa e sociale. Più aperti e socievoli, riprenderete una parte della vostra vita che avete un po' trascurato. Gemelli, e per voi il cielo è sgombro e quindi non avendo ospiti planetari, almeno per oggi, da domani ci sarà la luna, sarete liberi comunque di pensare e di guardare le prospettive di un'estate che va accende già d'allegria e di simpatia. Cancro, è iniziata la vostra stagione, il sole è nei vostri gradi, c'è anche Giove e Mercurio. Potete di tutto e siete i protagonisti di questo inizio estate che vi rende veramente molto più sereni e pronti a delle decisioni importanti, perché Saturno e Nettuno esigono molto da voi, fate delle scelte anche logistiche molto importanti. Leone, per voi è questo inizio estate è un inizio un po' emotivo, pensieroso, vorreste un di più, soprattutto dei chiarimenti che arriveranno nel giro di pochi giorni, dovrete semplicemente pazientare all'arrivo di Mercurio. Vergine, per voi è iniziata quest'estate con Marte presente nel segno, un Marte peraltro che si aggancia molto bene a Giove e al Sole, quindi è tornata l'estate all'insegna della passione, godetevela. Bilancia, per voi è iniziata la quadratura del Sole, l'estate per voi sarà una sfida a sintetizzare, ottimizzare, a mettere insieme delle informazioni. Dovrete comunque essere bravi a parare i colpi e anche se non tutte le ciambelle riusciranno col buco, da questa settimana in poi inizia un po' una revisione obbligatoria della vostra vita. Scorpione, per voi quest'estate inizia con un magnifico trigono del Sole e di Giove, per cui anche la vicinanza del vostro Marte in un rassicurante sestile dalla Vergine fa parlare tutto lo zodiaco di passione per voi, di un ritrovato amore e finalmente del vostro potervi dedicare ai vostri sentimenti. Sagittario, belle notizie per voi visto che si inaugura l'estate e finisce l'opposizione anche del Sole in Gemelli, un cielo sgombro, libero, con Marte che pungola però un po', per cui desiderio di azione e di muovervi verso direzioni più concrete a livello carrieristico. Capricorno, per voi l'estate inizia come al solito con una sfida, Sole in opposizione, un periodo di revisione, si ci mettono anche Mercurio e Giove, per cui forse è il caso di riflettere sul cambiare strategia di relazione con gli altri. Acquario, per voi il Sole è entrato nella dimensione dei sogni e quindi stimolerà moltissimo la vostra voglia creativa, la vostra voglia di evasione, di fuga, ma anche un'insolita romanticità. Anche Mercurio vuole dirvi qualcosa, vuole darvi qualche idea e perché no, un incarico accettato anche non previsto. Pesci, per voi l'inizio dell'estate è meraviglioso, un sole di trigono e tanti pianeti a favore, anche il vostro Giove, vi ricordo è uno dei vostri pianeti. Ora potete pensare a lontano, a un bel viaggio, a una fuga e a riprendere un po' la dimensione intima. Prima delle fughe ci rimergiamo nella realtà con Luca Cilibetti e i quotidiani.
Con qualche curiosità, Michele, allora, visto che questo è periodo di esami di maturità, ragazzi emozionati, ragazzi che diciamo fanno la prima prova importante della vita, però sai che si presentano agli esami di maturità ormai i giovani che sono giovanissimi ma lavorano anche, allora sono chiamati, in questo caso dal quotidiano La Stampa, i maturandi con la partita IVA, perché ormai i lavori anche abbastanza remunerativi, redditizi, sono dei giovanissimi, quindi viaggio tra i ragazzi che arrivano all'esame di maturità col futuro in tasca, hanno 18 anni, un progetto in cui credono e corrono più veloce della scuola, quindi vedi la scuola come deve essere riformata. Per esempio ci sono alcuni esempi, un esperto di cyber security, guadagno 3 volte più dei miei, questo è un esempio, no? Oppure tengo conferenze all'università e ho fretta di costruire qualcosa, anche questo è un maturando, ho iniziato con i video, ora sogno il cinema, insomma tutte le nuove opportunità del nuovo mondo. A proposito di esami di maturità, dopo gli esami cosa c'è? L'università, no? E allora siccome c'è stata la riforma in medicina, guarda che cosa sta succedendo, l'assalto a medicina, perché adesso è senza test, no? Cosa succede? L'esatto contrario di quello che avveniva prima, adesso c'è troppi studenti, i corsi anche online, da oggi via le iscrizioni, gli atenei alle prese con le maxi classi. E poi un'altra curiosità che interessa Venezia, però insomma che interessa l'Italia, domani ci sarà il matrimonio di Jeff Bezos, il patron di Amazon, a Venezia, e allora guarda tutti gli ospiti da dove arrivano, addirittura sono stati calcolati 10.000 chilometri di voli aerei da tutto il mondo. Tra gli ospiti Bill Gates, Murdoch, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, insomma tutti i vipponi che arriveranno a Venezia appunto per queste che si preannunciano come le nozze dell'anno. Va bene, noi invece auguri, in bocca al lupo, viva gli sposi, anche se ci sono un po' di polemiche, mi pare di aver letto qua e là. Adesso invece fotografie ed un bellissimo brano di Tiziano Ferro con il quale vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani. Ti scatterò una foto. Buongiorno Sicilia.